Buon pomeriggio, benvenuti per questo incontro di Chiaramente Scienza e per parlare di sperimentazione animale sull'uomo. E una piccola cosa che ci tenevo a dire è che un aspetto straordinario, secondo me, dell'ultimo secolo è stata la messa sotto controllo delle malattie infettive, il che ha portato alla caduta della mortalità infantile. E questo è dovuto all'introduzione di farmaci e vaccini, i quali non sono stati altro che il risultato di una importante sperimentazione animale prima e sull'uomo. Questa attività di sperimentazione è diventata molto rigorosa, per cui i farmaci che vengono immessi, i vaccini che vengono immessi in commercio adesso sono il risultato, come vedremo, di un processo assolutamente controllato. Questo grande successo della scienza e delle tecnologie farmaceutiche, delle biotecnologie, è un fatto dato come acquisito dalla società attuale. E contemporaneamente a questa acquisizione si è sviluppato un forte, direi, un attivo movimento cosiddetto animalista e contrario alla sperimentazione di nuovi farmaci, di nuove terapie, nonostante che ci siano nuove malattie che stanno emergendo. E per parlare di questo, l'Istituto ha pensato di organizzare questo incontro di Chiaramente Scienza e abbiamo invitato due esperti e famosi ricercatori che hanno usato, hanno beneficiato, conoscono la sperimentazione animale sull'uomo e sono il dottor Giuseppe Del Giudice, che sta alla mia destra. Lui è un medico che ha lavorato a lungo come ricercatore all'Università di Ginevra e di Losanna, poi non era un cervello in fuga, ma ha deciso di rientrare in Italia a lavorare a Novartis Vaccine, adesso è il capo della Translational Medicine, cosiddetto, della Novartis, e parlerà per primo. Il suo intervento verrà seguito da quello di uno dei più famosi farmacologi e neurobiologi che ci sono in circolazione, che è il professor Jacopo Meldolesi, anche lui medico, che ha insegnato farmacologia per molti anni a Milano, è stato il primo e un grande, direi proprio, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca San Raffaele, che parlerà appunto per secondo e seguirà poi una discussione. Io do senz'altro la parola al dottor Del Giudice e grazie ancora per... Allora, devo ringraziare il professor Montecucco per questa bella introduzione e devo ringraziare l'Istituto per l'invito e per l'opportunità di questa discussione per parlare di innovazione, per parlare di innovazione in campo farmaceutico, inglobando nel mondo farmaceutico anche i vaccini, quindi non solo la terapia ma la prevenzione, che è un aspetto a cui sono molto legato da sempre, sia da quando lavoravo in malattie infettive a Milano, poi all'OMS a Ginevra e ora a Siena, in questa città che vedete qui. Allora, per parlare di nuove terapie, di ricerca e di sperimentazione partirei dalla fine. Partirei dalla fine per darvi un'idea di quello che i farmaci hanno potuto fare negli ultimi 20 anni, 30 anni. Cioè ci sono malattie che si stanno riducendo sempre di più, anche il rischio di morire di infarto del miocardio, le complicazioni dell'ulcera gastroduodenale e anche per esempio l'ipertensione. Io prendo la pastiglina dell'ipertensione tutte le mattine, grazie a Dio devo dire, non saprei quello che potrebbe succedere se non la prendessi. Per esempio la febbre reumatica, cioè che è la complicazione cardiaca delle infezioni streptococciche delle tonsilliti, che sembra una cosa molto banale. Ora in Occidente si è quasi persa la coscienza di questa malattia. Ho dovuto visitare un ospedale in Tanzania per vedere dei pazienti io stesso di questa malattia, che ancora fa vittime, per esempio tra gli aborigeni australiani. È una realtà molto grossa, ma nelle nostre latitudini l'effetto della terapia, in questo caso antibiotica, è stato formidabile. E un'altra cosa che è molto importante, l'accennava
professor Montecucco, l'introduzione della vaccinazione che ha debellato molte infezioni e spesso eradicate. Quindi partiamo dalla fine, cioè la fine vuol dire che l'introduzione, l'innovazione, nuove terapie, nuovi vaccini ha avuto un grosso successo nei posti, come da noi, nei paesi dove queste terapie, queste vaccinazioni sono state introdotte. Per esempio, questo solo per darvi un'idea di quello che è successo qui negli Stati Uniti, per esempio. Molte malattie sono state veramente eradicate grazie alla prevenzione vaccinale. La poliomielite ora non c'è più, neanche in Europa. Altre malattie si stanno eradicando, ora non vado nel dettaglio, questo per darvi un'idea che il successo può essere molto importante, sia dal punto di vista terapeutico o come in questi casi dal punto di vista preventivo. Un esempio, per esempio, una notizia di 10 giorni fa, la poliomielite paralitica è stata eradicata, notizia dell'OMS, in India. Questo è un grosso avvenimento di sanità pubblica, nessun giornale ne ha parlato, zero. Questo è un grossissimo avvenimento in ambito di salute pubblica. Non si vaccina, in Siria sta riapparendo la poliomielite, era sparita da parecchi anni. Quindi voglio dire, salute pubblica vuol dire cosa? Vuol dire un dialogo. Vuol dire un dialogo e intervengo, vi do questo esempio. Quando si parla di nuove terapie, di nuovi interventi terapeutici e preventivi, dobbiamo vedere la cosa nella sua globalità. È un dialogo che comincia dal primo giorno fino all'ultimo, è un dialogo tra l'ambiente pubblico, quindi le università, l'accademia, l'ambiente cosiddetto privato, che è l'industria, gli investimenti, e vedrete che questo è molto importante per garantire che certe molecole, certe proteine diventino cosa? Terapia, diventino, farmaco, diventino vaccino, però ancora con la sanità pubblica. Cioè la sanità pubblica è quello che dice qual è il bisogno, dove dobbiamo mettere gli sforzi, dal punto di vista dell'epidemiologia, per esempio, di quelli che sono i costi per la società. Quindi questo dialogo deve cominciare dal primo giorno in cui si comincia a dire cosa facciamo ora per sviluppare un nuovo farmaco, un nuovo antibiotico, una nuova terapia contro malattie croniche, eccetera, eccetera, e come lo sviluppiamo. Quindi, nonostante voi vediate questa freccia lineare che è fatta per semplificare il discorso, questo è un dialogo che è costante. Quindi dall'inizio, e vi darò degli esempi, perché durante la fase di sviluppo, di ricerca e di sviluppo di farmaci e di vaccini, l'intervento di ognuno di questi giocatori sulla scacchiera della ricerca e della sperimentazione preclinica prima e clinica dopo è costante. Ora, questo per darvi un esempio globale in una sola diapositiva di quello che è il percorso lungo, difficile, accidentato nello sviluppo di nuovi farmaci, di nuovi vaccini. Scusate, la diapositiva è in inglese, ma un inglese abbastanza semplice. Questo per darvi alcuni concetti molto semplici. Niente viene a caso, tutto deve essere programmato fin dall'inizio e ci sono varie fasi e per passare da una fase all'altra c'è bisogno di passare come quando siamo in autostrada attraverso un casello dove bisogna certificare il percorso che abbiamo fatto e se possiamo passare oppure no. Quello che gli americani chiamano un toll gate, cioè dove proprio si paga il pedaggio. Qual è il pedaggio? Il pedaggio è che ogni fase deve avere successo perché si passi alla fase successiva. Se non c'è la dimostrazione di questo successo, non si va avanti. E la cosa non deve essere autoreferenziale, non devo essere io a definire che il successo
io l'ho avuto, deve essere qualcun altro al di fuori di me, quindi può essere un ente, non so, per esempio di regolatorio, oppure un comitato etico che poi mi deve permettere di andare avanti. Ora, questo per dirvi, cioè ho fatto questa citazione evangelica, perché è quello che succede quotidianamente, veramente. Si comincia a testare in laboratorio, prima in vitro, quindi nelle provette, nelle fiasche di coltura, e poi nell'animale per poi andare in clinica. Si comincia da molti costrutti, da molte molecole, da molte proteine, e poi via via, per passare attraverso queste fasi, si passa attraverso queste fasi e alcuni si dovranno fermare, non verranno eletti, e saranno alcuni, solo meno, quelli che arriveranno alla fine. Quindi questo è molto importante, anche perché, come potete vedere, gli anni di sviluppo sono molto lunghi. Cioè, per sviluppare un nuovo farmaco, un nuovo vaccino, ci si può impiegare sicuramente più di 10 anni, spesse volte anche 20 anni, a patto che si abbia successo, perché non sempre la cosa porta a successo. Per esempio mancano farmaci contro molte malattie croniche, mancano vaccini contro l'AIDS, per esempio, contro la malaria, contro tante altre malattie, sia infettive che sia trasmissibili che non trasmissibili. Quindi questo è molto importante, e le probabilità di successo, chiaramente, sono molto basse all'inizio, quindi c'è uno sforzo molto importante da mettere, e poi via via, sia nella fase di scoperta, nella fase cosiddetta preclinica, quindi prima di andare nell'uomo, e questo è molto importante per poi decidere come muoversi. Allora, se ora ci muoviamo, la parte di scoperta e la parte preclinica non la coprirò, sarà coperta dal professor Merdolesi, ma questo è solo per dire che questa è la parte in cui l'accademia, le università svolgono un ruolo molto importante, e dovrebbero svolgerlo, ma non voglio entrare in commenti perché entrerei in un terreno spinoso, ma dovrebbero svolgere un ruolo ancora più attivo. Ora la ricerca diventa sempre più difficile, c'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di risorse, sia di persone, di conoscenze e tutto quanto, e in una maniera anche molto coordinata. Ma questa è la parte in cui ora le università e gli ambienti accademici possono svolgere, stanno svolgendo un ruolo molto importante, e sia appunto nella proposta, nella scoperta di nuove molecole, di nuove proteine, come nuovi farmaci e vaccini, e poi nella sperimentazione animale. E qui ora pian pianino ci si avvia verso la fase, cioè anche l'industria sta investendo molto nella ricerca innovativa di base, e ancora una volta la ricerca non nasce per caso. Tenete presente che è sempre un bisogno primario che muove la ricerca, cioè il bisogno di salute pubblica, altrimenti quello che sviluppiamo, quello che mettiamo in cantiere rischia di non portare beneficio. Allora, cosa succede? Allora, quello che è chiaro è che ora c'è stato negli ultimi 10 anni, 20 anni, un grosso progresso tecnologico, in biologia molecolare, immunologia, non starò lì a utilizzare grossi paroloni, ma questo solo per dire che dal punto di vista della scoperta, della fase di scoperta, se è stato possibile, e lo è sempre di più, accelerare i tempi di questo sviluppo. Vi ho detto che ci si impiega 10-20 anni per sviluppare qualcosa. Se possiamo restringere questi tempi, questo è a vantaggio ancora una volta della salute pubblica. Dal punto di vista della scoperta, questa fase di scoperta è stata accorciata sempre di più attraverso queste nuove metodologie. Quello che rimane un punto critico molto importante è la parte cosiddetta di sviluppo, lo sviluppo in ambito clinico, per esempio. In ambito clinico, dove ci sono queste fasi molto importanti, qui sono ancora reiterate come lo erano nelle diapositive precedenti, di fase 1, fase 2, fase 3
per arrivare poi alla registrazione del nuovo farmaco, arrivare alla registrazione del nuovo vaccino, perché diventino da farmaco terapia, da vaccino diventino vaccinazione. Altrimenti diventerebbero dei farmaci, vaccini orfani in qualche maniera. Quindi vedremo queste fasi una a una. Allora, se cominciamo con la fase, la prima parte della fase di sviluppo clinico, quella che è la fase 1. Questa fase viene sviluppata, viene portata avanti per lo più dalla parte accademica, dalla parte universitaria, ma anche e soprattutto dall'industria. E questo per varie ragioni che vi spiegherò in alcuni momenti. E ci andiamo subito. Come ci si muove verso uno studio clinico? Avete visto dal filmato precedente che io non posso andare in una fase clinica se non ho un'approvazione da un comitato etico. Quindi, ancora una volta, l'autoreferenzialità va evitata. È impossibile, non la si può, non la si deve ammettere e oggigiorno è inammissibile. Quindi, ma l'altra cosa che è molto importante, dobbiamo essere sicuri che quello che abbiamo in mano, il farmaco, il vaccino, vengano prodotti in maniera appropriata. Cioè non è che io posso produrre un vaccino, un farmaco in uno scantinato e poi andare in fase clinica. È eticamente impossibile. Quindi il nuovo farmaco, il vaccino, devono essere prodotti in quello che si chiama good manufacturing practice, quindi buona pratica di produzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le fasi di questa produzione devono essere certificate e certificate in maniera rigorosa. Per esempio il sito di produzione, per esempio il personale. Il personale deve essere formato, deve essere capace di comprendere quello che sta facendo. Il materiale usato. Io non posso fare un nuovo farmaco, un nuovo vaccino senza certificare qualunque singolo ingrediente che sto utilizzando, addirittura l'acqua distillata. L'acqua distillata deve essere certificata. Per dirvi, cioè dalla cosa più banale, anche le mura, anche la sala, la stanza. E se ieri ho prodotto un farmaco, domani o oggi non posso produrne un altro. Ci sono delle fasi di preparazione per poter fare l'altro. Quindi tutto questo richiede tempo, richiede investimenti, richiede rigore, va bene? Personale che deve essere formato, d'accordo? E tutto questo deve essere già esistente come autorizzazione, cioè non è che io ancora una volta dallo scantinato produco, non solo, ma anche se ho un impianto, questo impianto deve essere approvato già da chi? Dalle autorità, d'accordo? Quindi faccio il mio dossier per andare in fase clinica, il comitato etico me l'accetta, ma anche prima di andare, una volta che ho l'approvazione del mio comitato etico, è bene, se io voglio produrre, testare, provare in fase clinica un nuovo farmaco, che io discuta già con le autorità regolatorie. Cioè di dire, se io disegno un piano clinico di questo tipo, a voi va bene, perché io poi possa sviluppare questo, per permettere che tutto quello che viene fatto sia trasparente. Questi sono degli organismi nazionali, l'AIFA in Italia per esempio, il PAI in Germania, l'FDA negli Stati Uniti, o sovranazionali, l'EMA, che è a Londra, che è l'autorità regolatoria europea di tutta la comunità europea. Quindi tutto questo discorso deve essere sempre portato a conoscenza e avere l'input, scusate la parola inglese, e quindi l'avviso, l'opinione di queste autorità. E solo quando queste danno l'approvazione del prodotto che si vuole utilizzare e di quello che è stato fatto anche in preclinica, in fase di tossicologia e tutto quanto, e approvano il piano clinico, si può andare. C'è un altro elemento di trasparenza, è che se stiamo lavorando bene,
Lo studio clinico, il piano dello studio clinico deve essere messo online. Esiste un sito che si chiama clinicaltrials.gov, che è negli Stati Uniti, dove il piano dello studio clinico viene inserito. Per esempio, ci sono giornali scientifici che ora non pubblicano risultati di studi clinici se non esiste un numero dato da questo sito che è pubblico, gratis, si deposita, si riceve un numero e se non c'è questo numero non si riesce a pubblicare. Quindi bisogna assolutamente, per garantire questo, la trasparenza di quello che si fa. Non solo, ma qualunque studio clinico viene fatto poi deve essere riportato in letteratura, nella letteratura scientifica. Questo sempre per garantire la trasparenza, sia che il risultato sia un successo, sia che il risultato, e forse soprattutto, sia il risultato un insuccesso. D'accordo? Quindi chi può partecipare, cioè cosa ci si aspetta da questi studi? Prima di tutto, come si diceva il filmato precedente, allora dobbiamo capire se questo nuovo farmaco, questo nuovo vaccino siano ben tollerati rispetto a cosa? Un placebo o un farmaco già esistente. Poi questo va dato all'inizio per cominciare in soggetti adulti sani, no? Quindi che abbiano e bisogna capire se questo farmaco ha un qualche effetto oppure se questo vaccino induce la risposta anticorpale, la risposta immunitaria, quella che vorremmo indurre poi. Ma all'inizio quello che è importante è la tolleranza. E quindi, ma chi sono questi soggetti sani? Come diceva il filmato precedente, è molto importante che questi siano dei soggetti adulti sani e capaci di intendere e di volere, che capiscano molto bene quello che stanno facendo. Non solo, ma loro sono liberi di lasciare lo studio in qualunque momento. Cioè il fatto che firmino quello che si chiama il consenso informato non gli impone minimamente di portare a termine lo studio. Quindi possono interrompere in qualunque momento lo vogliano. E se hanno dato del sangue per la sperimentazione clinica, possono decidere, dire per piacere voi lo buttate via, non ne fate nulla. Quindi la libertà di azione di chi partecipa allo studio clinico è sempre totale. E poi, come si diceva, chi partecipa a questi studi clinici non deve essere coinvolto nella produzione del vaccino, per esempio. Cioè io che lavoro in questi progetti non posso essere un volontario, ma non solo, neanche mia moglie, d'accordo? Ma immaginate se loro ci partecipano, io stesso, per il fatto stesso di partecipare, potrei dire, oh no, ma non mi fa male questo vaccino, oddio, oppure questo farmaco non mi dà tanta acidità, va bene, solamente perché, voglio dire, sono influenzato anche in maniera molto onesta, quindi assolutamente è impossibile. Poi c'è la fase 2. Nella fase 2 ci si muove verso un allargamento dello studio. Se nella fase 1 c'erano alcune decine di soggetti, nella fase 2 si può arrivare anche ad alcune centinaia e quindi di soggetti sani oppure con certe forme cliniche che si vogliono curare, che cominciano ad appartenere a quei gruppi di soggetti che vogliamo curare. Se la malattia che vogliamo curare oppure la malattia che vogliamo prevenire sono più prevalenti nei bambini, dobbiamo avvicinarci ai bambini, oppure se sono più prevalenti negli anziani dobbiamo andare verso gli anziani, pian pianino, e vedere prima che siano ben tollerati e poi che inducano, per esempio nel caso dei vaccini, una risposta immunitaria appropriata. Per esempio se esistono quelli che si chiamano correlati di protezione, cioè non so, dei dosaggi che si possono fare nel sangue per dire ecco se io do questo farmaco, questo vaccino, la risposta è protettiva o meno. E quindi i pochi eletti che superano la fase 2 possono andare in fase 3. La fase 3 è quella che viene definita la fase di efficacia. Abbiamo dimostrato che è sicuro il farmaco, il vaccino, dobbiamo dimostrare che in effetti cura o previene quello che noi vogliamo che curi o prevenga.
Anche qui, attenzione, per muoversi in tutte queste fasi, i dialoghi con le agenzie regolatorie sono molto importanti. Per esempio in America sono molto stretti, per passare da una fase all'altra si indicono delle grosse riunioni e sulla base di queste riunioni si decide come sviluppare questo, come andare avanti. Tenete presente, guardate attentamente, nella fase 3, la fase di efficacia è maledettamente cara. Cioè ci sono investimenti che sono molto grossi, quindi uno non vuole fare studi di efficacia, 10-20 studi di efficacia, ne deve fare alcuni molto ben mirati. Quindi bisogna comprovare la capacità di chi fa il farmaco, di chi fa il vaccino, che sono capaci di farlo. Cioè qui non si scherza, attenzione. Quindi è capace questo gruppo di farlo. Per mostrare questo, per esempio negli studi di efficacia spesso è richiesto che nello studio di efficacia non ci vada solo un lotto clinico di farmaco di vaccino, ma più di uno. D'accordo? Per esempio nell'ambito dei vaccini spesso è richiesto che siano 3 lotti di vaccini che vengono testati nello stesso grosso studio, per essere sicuro che se è efficace poi il gruppo è capace di produrlo. Cioè non è un'invenzione, non è una cosa casuale. D'accordo? E tutti e 3 i lotti consecutivi di vaccino devono dare un'efficacia uguale, cioè non un'efficacia una del 100% e una del 20%, no, devono essere uguali. E quindi l'efficacia deve essere controllata e confrontata rispetto a un gruppo placebo, quindi niente, oppure se esiste un farmaco e si parla di efficacia assoluta, cioè rispetto a 0, questa è la mia efficacia, oppure relativa rispetto a un farmaco che già esiste, un vaccino che già esiste, perché se già esistono questi non sarebbe etico avere un gruppo controllo a cui non do nulla. E poi, e questo si diceva anche prima, cioè gli soggetti non devono essere randomizzati, quindi devono avere tra controllo e quelli che ricevono il nuovo farmaco, devono avere la stessa età media, devono avere cioè la distribuzione dei sessi deve essere uguale, e tutto quello che potete immaginare, devono essere confrontabili, anche spesso da un punto di vista dei gruppi etnici, e questo vi darò degli esempi. Ora, quello che è molto importante è che i gruppi diventano importanti, cioè non si passa più da decine e centinaia, si può salire fino a migliaia e in alcuni casi anche a decine di migliaia. Ci sono casi di studi di efficacia che coinvolgono decine di migliaia di soggetti. Vi darò alcuni esempi. E la necessità dei numeri. Allora, per fare un esempio sui numeri, io vi faccio l'esempio della città dove vivo io. Dall'accento capite, io non sono senese, ma adoro questa città. E per l'esempio dei numeri è il palio dell'Assunta del 16 agosto, di Provenzano del 2 di luglio, dove 50-60 mila persone si assemblano in una piazza, no? Sembra una follia collettiva, forse lo è, non sta a me giudicare, ma questo è quello che appare. La piazza qui, vi assicuro, non è ancora piena al massimo. Ma se prendiamo questo come un esempio di un grosso numero di persone, cioè, cosa succede se, per esempio, la malattia che vogliamo trattare o prevenire è frequente, no? Questi cerchiolini? Beh, quello che può succedere è che io posso prendere un numero limitato di soggetti, d'accordo, che tratto rispetto al gruppo controllo, che non tratto, che tratto con altri farmaci. E quindi a questa maniera vado a valutare cosa mi è successo. Allora, l'efficacia vuol dire che io ho curato quella malattia oppure sono riuscito a prevenire quella malattia rispetto al gruppo controllo. Ma che mi succede se la malattia da trattare e prevenire non è frequente? E devo prendere un numero molto più ampio di soggetti che devo studiare e devo prendere un ugual numero di soggetti che devo usare come controllo. È come se ci fossero 2 piazze del campo che devo coinvolgere. Ma che mi succede se la malattia è rara? Se la malattia è rara, ahimè, devo fare uno studio multicentrico
e spesso questo a livello globale anche. Questi studi multicentrici globali spesso vengono fatti comunque, anche per essere sicuri che il trattamento o la prevenzione che applico in Europa o in Nord America o in Australia hanno la stessa efficacia in Cina, in Cile e in Russia. Ora faccio degli esempi a caso, potrei mettere l'India o altro. Quindi queste sono realtà di tutti i giorni. Molti dei trial, scusate il termine inglese, degli studi clinici che vengono effettuati vengono fatti in questa maniera multicentrica. Se c'è l'efficacia, quindi si arriva a un prodotto, cioè veramente in molti chiamati, si è arrivato a un solo evento, si arriva alla registrazione. Allora, la registrazione è molto importante, questo vuol dire che tutti i risultati degli studi clinici vengono messi insieme in una caterva enorme di dossier, ma è veramente enorme, che implica, anche in una grossa azienda, può implicare decine di persone che lavorano per almeno un anno per assemblare, mettere insieme tutti questi dossier da sottomettere alle agenzie, che devono approvarlo, d'accordo? E quindi c'è un grosso dialogo e può prendere anche più di un anno e si arriva alla, se gli studi sono stati fatti appropriatamente, alla registrazione che è lì. Ma anche qui non è finita. Cioè, come vi dicevo, un farmaco, un vaccino registrato devono divenire, se devono avere un effetto di salute pubblica, devono diventare terapia, devono diventare vaccinazione. Questo può avvenire solo dietro la raccomandazione, cioè c'è l'autorità di sanità pubblica nazionale o sovranazionale, che soprattutto nazionale in Europa, che raccomanda questo farmaco, questo vaccino, perché venga utilizzato per queste indicazioni di età, di patologia, eccetera, eccetera. Vi voglio fare un esempio recentissimo. L'esempio è questo di un vaccino contro la meningite di gruppo B che non esisteva, il primo vaccino sviluppato, che è stato approvato dalle autorità europee già a novembre del 2012, quindi un anno e mezzo fa. Il 21 marzo il governo inglese, non mi ha fatto la traduzione in azzurro, il governo inglese l'ha raccomandato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a partire da subito, da come il vaccino arriva in farmacia, questo vaccino potrà essere utilizzato nella vaccinazione di tutti i bambini. Okay? Quindi ci è voluto un anno e mezzo, quindi come vedete si va avanti. Allora, è possibile usare i farmaci non registrati? No, no, cioè non si può. Esiste una maniera per usarlo che è quello che si parla di uso compassionevole, però quali sono le condizioni? Qui vi parlo di questo esempio. Le condizioni, per esempio, l'esempio sono di casi di meningiti che si sono sviluppate nell'inverno, durante l'ultimo inverno a Princeton, in America, e in California, a Santa Barbara. In America questo vaccino di cui vi ho parlato prima non è registrato. Però questo vaccino è registrato in Europa. Quindi cosa è successo? Che le università hanno chiesto di poter utilizzare questo vaccino come uso compassionevole. Ma i dati c'erano di tolleranza e di efficacia. D'accordo? Quindi è un esempio che vi volevo dare molto recente di una cosa molto drammatica. Ci sono state delle amputazioni molto, molto importanti dovute alle meningiti, che ora si può prevenire. Quindi, per concludere, c'è lo sviluppo di farmaci e di vaccini, un percorso lungo, costoso, difficile, che vede sempre un dialogo costante e trasparente tra gli ambienti accademici, dell'industria, della salute pubblica, sin dall'inizio. Però è quello che è molto importante e su cui non si transige, che la qualità e la consistenza della produzione di questi farmaci e la loro sicurezza ed efficacia comprovata in studi clinici controllati, questo controllati è molto importante, rappresentano dei criteri imprescindibili per la loro accettazione da parte dell'autorità regolatoria, perché poi queste terapie abbiano un impatto sulla salute pubblica. E quello che è importante è che questi criteri stringenti si devono e si applicano sempre,
anche in caso di uso compassionevole dei farmaci. Non si scappa. Cioè, tertium non datur, proprio per dire, non ci sono alternative. Tutto il resto rischia di creare solo dei grossi problemi all'informazione, a chi lo usa, alle famiglie, a tutto quanto. E qui mi fermo. Grazie. Grazie Giuseppe, la discussione seguirà poi e passiamo al professor Meldolesi. Se avete ascoltato la precedente presentazione, non mi pare che ci siano dubbi sul fatto che ogni volta che andate in farmacia, quando comprate un farmaco, oppure quando lo ottenete, ve lo prescrive il vostro medico, questo farmaco è stato provato prima di arrivare da voi su un numero considerevole di persone, in queste 3 fasi più una 4, che quindi in pratica il farmaco è un farmaco provato sull'uomo, come si dice. Non c'è dubbio che molte volte, o la maggior parte delle volte, in diversi paesi, i risultati della prova sono stati favorevoli, nel senso che non si sono osservati gravi inconvenienti e il farmaco invece ha presentato dei vantaggi nei confronti di quello che si prendeva precedentemente. Allora, questa è la parte clinica, no? Che comincia nel momento in cui è ragionevole darlo all'uomo, ma precedentemente il farmaco viene somministrato agli animali, in una fase che da un punto di vista temporale è sicuramente più breve rispetto a quella che avete visto. E ora ripresento ancora il discorso che forse riuscite a vedere qua, se io riuscissi ad averlo che funziona, ecco, ve lo farei vedere. Questo è l'inizio alla fase 1, quindi queste fasi qua sono le varie fasi di cui ha parlato l'oratore precedente. Prima di questa riga che c'è segnata, c'è lo sviluppo non clinico in cui si usano gli animali. Quindi l'uso degli animali non è altro che una fase preparatoria per evitare di esporre l'uomo a una situazione di grande rischio prima di usarla. Va bene? Quindi è una specie di situazione di sicurezza che si può dare prima di usarlo a livello dell'uomo. Allora, questa parte qui che vi sto indicando ora è la parte che viene fatta ancora dall'industria. Quindi l'industria deve prima usare gli animali e ne usa un certo numero per sostanzialmente 2 ragioni. Una è la tossicologia, nella quale si usa circa il 20% degli animali. L'altra è la dimostrazione degli effetti che questi farmaci fanno sugli animali stessi. Quindi nella tossicologia gli animali vengono esposti in genere a dosi relativamente elevate di questo farmaco, nell'altro invece si sceglie la dose che sembra essere la più utile, come poi si verificherà nell'uomo. Ma come veniva presentato precedentemente, prima di arrivare a questa fase il farmaco è stato studiato, cioè c'è stata una ricerca su questo farmaco e questa ricerca viene fatta al di fuori dell'industria molto spesso perché bisogna arrivare a trovare le condizioni per le quali è ragionevole avere un farmaco che possa funzionare da questo punto di vista. E questo può durare anche molto tempo perché prevede che si abbiano chiarimento, l'identificazione, la scoperta del modo con cui agirà questo farmaco, quindi si parte spesso molto da lontano utilizzando vari approcci. Se posso avere la successiva, uno può domandarsi quanti di questi approcci useranno animali, perché naturalmente la preoccupazione di cui si parlava era la possibilità, io non sono capace di fare comparire questa cosa, la possibilità che gli animali vengano usati senza ragione, oppure che vengano torturati, oppure che vengano maltrattati, eccetera. Allora io qui vi riporto un
un dato che viene da una fondazione, la fondazione Teleton, che finanzia la ricerca per le malattie genetiche. Come voi vedete, i modelli animali riguardano soltanto il 14,7% dei finanziamenti che vengono dati, che sono questo qua, che vengono dati da Teleton. Quindi tutto il resto che avviene prima, cioè questa parte qua, identificazione genica, meccanismo, studio sul meccanismo, che è già il 43%, approcci terapeutici in vitro, tutto questo qua, che quindi corrisponde all'incirca all'80% del finanziamento, viene fatto su modelli, come diciamo noi, cioè utilizzando non animali, ma o utilizzando molecole, oppure utilizzando cellule, cosa che dal nostro punto di vista è estremamente favorevole perché, come potete immaginare, costa infinitamente di meno che andare a usare animali. Però a un certo punto bisogna per forza andare a usare animali perché, per esempio, se voi volete capire se un farmaco agisce, per esempio, sulla depressione, voi non potete prendere le vostre cellule e vedere se sono depresse, perché chiaramente le cellule fanno tante belle cose, ma non delle cellule, degli effetti integrati come quelli che noi vogliamo studiare, no? Oppure se avranno un effetto a livello, per esempio, integrato nell'organismo, nel metabolismo dell'organismo, eccetera. Quindi ci sarà bisogno a un certo punto di arrivare agli animali, ma solo dopo aver fatto intensi studi su modelli precedenti all'uso degli animali, in genere modelli cellulari. Se andiamo sulla prossima, a un certo punto però bisognerà arrivare sugli animali andando sugli animali, naturalmente io l'ho toccato subito sbagliato, no, questo sta andando per conto suo, va bene? Andando sugli animali, bisogna andare a vedere quali sono gli animali, perché naturalmente è ben diverso se l'animale è un animale, per esempio, che viene utilizzato come un animale di compagnia a casa, oppure se è un animale diverso. Allora voi vedete subito, questi sono dati ufficiali che succedono in Italia, che il 91% degli animali che si usano, che vengono usati in Italia, sono topi o ratti, cioè sono, come si dice, roditori. Io preferisco usare il mio dito che non fa errori. Va bene, 91% sono roditori e soltanto pochissimi sono gli animali che possono avere un interesse sociale. Se vedete, per esempio, i gatti non si usano assolutamente più e i cani sono lo 0,06% di quelli che vengono usati e così via. Forse ancora più interessante, possiamo andare a vedere come si sono sviluppate le cose negli ultimi, dal 98 al 2009, quindi negli ultimi 20 anni, no, 15 anni. Noi ci basiamo su questo criterio delle famose 3 R che vedete scritte qua: replacement, refinement, reduction, cioè rimpiazzamento. Noi, se c'è un animale che ci sono ragioni sociali, emotive, eccetera, che inducono, che suggeriscono di non usarlo, cercheremo di usarne un altro, di rimpiazzarlo con un altro animale. Faremo del lavoro fine, rifinizzato, no? Fine, in modo che non si facciano pasticci, e poi tenderemo a ridurre sempre il numero degli animali il più possibile. Quindi cercheremo di rimpiazzarli, li useremo quelli che saremo costretti a usare bene e ne ridurremo il numero. E infatti, se voi andate a guardare, il totale degli animali che sono stati utilizzati è diminuito del 24% in questi 15 anni. E i topi e i ratti sono diminuiti, sono soprattutto diminuiti i cani ancora di più, e qui c'è qualcosa che fa tutto da solo. I gatti sono scomparsi,
mentre sono aumentati per esempio i pesci, che interessano molto poco, cioè i difensori di pesci in genere non esistono. Quindi, come voi vedete, c'è una tendenza a utilizzare sempre meno animali nell'uso comune. Ora, se noi andiamo a guardare, facciamo un'osservazione sul numero di animali che vengono usati per varie ragioni, per esempio che vengono usati per cibo, no? Molti di noi, diciamo, sono relativamente pochi quelli che non usano animali per mangiare, no? Allora, voi vedrete che in Inghilterra, perché questo è uno studio inglese, ci sono circa 900 milioni di animali che vengono uccisi ogni anno per cibo. E se voi andate a guardare quanti animali uccidono i gatti in Inghilterra ogni anno, sono circa 100 milioni. Mentre in Inghilterra 4 milioni vengono usati per la ricerca. Siccome in Italia di ricerca se ne fa molto meno che in Inghilterra, noi usiamo all'incirca neanche 1 milione di animali per la ricerca. Quindi il numero di animali che usiamo per la ricerca è circa 1/1000 di quello che viene usato per mangiare e circa 1/100 di quello che viene ucciso comunemente dagli animali che vengono tenuti in casa o comunque cresciuti, usati per varie ragioni. Allora, io credo che arrivati a questo punto, noi abbiamo un po' un quadro della situazione, no? Cioè gli animali esistono, come tutti sappiamo, e l'uomo in qualche modo li usa. Qui ci dobbiamo domandare, questo fatto che l'uomo usa gli animali, che significato ha da un punto di vista sociale e personale? Allora, vediamo come succedevano le cose nella società tradizionale. Io quando si parla della società tradizionale penso alla società di quando io ero un bambino, perché per i casi della vita ho fatto per un paio d'anni il bambino contadino, cioè il bambino che andava, siccome era in Toscana, abbastanza vicino a Siena peraltro, lì si diceva va a badare maiali, no? Va a badare i maiali, cioè fa in modo che il maiale non faccia dei danni, eccetera. Oppure va a badare l'osci, cioè le oche, che non facciano danni, eccetera. E questo era un lavoro che io facevo tutti i santi giorni. Quindi noi li trattavamo bene, gli animali, stavamo attenti agli animali, però a un certo punto quegli animali venivano tranquillamente uccisi senza nessun problema. Se voi date un'occhiata a tutta questa storiella che si vede qui, no, qui ho sbagliato tutto, vedete che in Occidente giammai fino a 20 anni fa era stato sollevato il problema di avere il problema degli animali che dovevano essere protetti anche dalla uccisione. Soltanto in Oriente, per esempio in India, come voi sapete, se voi andate in India vi trovate le vacche che camminano per la strada e altri animali che sono, per esempio scimmie, le trovate comunque, dovunque, perché soprattutto alcune aree della religione impediscono completamente di uccidere gli animali. Per esempio i cosiddetti jainisti non possono uccidere nessun animale, quindi vanno in giro con una mascherina per evitare di ucciderli senza volere l'insetto che viaggia per l'aria. Ora, questa non era la nostra situazione, fin quando abbastanza recentemente si è diffusa anche in Occidente la difesa degli animali, che viene chiamata appunto animalismo o, se volete, specismo, cioè difesa delle varie specie. E voi potete leggere alcune frasi che si trovano pubblicate da un filosofo appunto animalista che si chiama Pete Seeger, che dice: se un essere soffre non esiste alcuna giustificazione morale per rifiutare di prendere in considerazione la sua sofferenza. Oppure gli animali soffrono, quindi la loro sofferenza pone un problema morale. E poi l'esclusione degli animali dalla sfera morale non è giustificabile razionalmente, eccetera, eccetera. Ora, tutte queste cose hanno un certo buon senso, no? Nessuno vuole fare soffrire
non c'è ragione di considerare gli animali come qualcosa che si può torturare tranquillamente, nessuno si diverte a torturare, però se si porta fino alla fine questo discorso vuol dire che gli animali non si possono più usare. E allora ci sono delle conseguenze piuttosto grosse. Per esempio, cosa succede se la vostra cantina o addirittura il vostro appartamento viene invaso dai topi? Voi la fate la rattizzazione, cioè l'ammazzate questi poveri topi, oppure non li ammazzate, perché non è morale. Allora, io ancora devo trovare uno che mi dica che la derattizzazione non la fa. E poi gli ordini morali riguardano soltanto gli uomini oppure riguardano anche i topi? Scusate, sì, vabbè, i gatti per esempio. I gatti ammazzano i topi. Dobbiamo proibirglielo ai gatti oppure loro hanno il permesso e noi no? E poi quali sono gli animali? Li consideriamo tutti, compresi gli insetti, le formiche, eccetera, oppure soltanto alcuni? Per esempio i mammiferi sì, le galline no, e così via. E poi gli animali devono essere difesi a prescindere dall'uso a cui sono destinati dalla natura. Sono per esempio quelli che non mangiano neanche le uova delle galline, perché dice le uova sono delle galline, quindi io non le mangio. È un fatto morale questo oppure no? E potremmo andare avanti per ore e giorni a discuterne. Ma in realtà questi animalisti, questi specisti, o come li volete chiamare, non è che vanno dal macellaio e gli fanno dei danni al macellaio, oppure vanno da quello che vende le uova, eccetera. Quelli se la pigliano soltanto con la ricerca. Allora, io ho avuto un po' di rapporti con loro perché chiaramente non nel momento in cui dicono assassini, torturatori, disgraziati, maledetti, eccetera, schiavi delle multinazionali, eccetera. Ma nel momento in cui si ragiona, ho chiesto, ma perché ce l'avete giusto per la ricerca? Allora la risposta che ho avuto sono perché la ricerca non si mangia. Cosa vuol dire che la ricerca non si mangia? Vuol dire che è una cosa che riguarda soltanto poca gente e non tutti quelli che mangiano, ma in realtà non riguarda poca gente, perché abbiamo visto quanto i farmaci e i vaccini hanno cambiato la vita dell'uomo, hanno cambiato la vita di noi tutti, quelli seduti davanti e quelli anche seduti dietro, che chiacchierano un po' tra loro. Tutti quanti. Io raccontavo per esempio una storiella che nel quadro che c'era nella cappella della villa di mio nonno, che era un famoso medico, c'era una Madonna con tra i piedi due bimbetti che erano i suoi figli, che erano morti bambini. Quindi un medico famoso aveva avuto 2 figli morti bambini. Questa era la situazione che si aveva un secolo fa. Oggi questo sarebbe assolutamente impossibile, uno scandalo, quindi riguarda tutti noi. Perché i farmaci realizzati sugli animali sono pericolosi. Vi ho già detto che non è vero perché sono trattati, i farmaci vengono usati sugli animali ma poi vengono usati sull'uomo come abbiamo visto prima, quindi nessun farmaco che è usato solo sull'animale sarà mai usato sull'uomo. E tra l'altro gli stessi farmaci che si usano sull'uomo vengono anche usati per gli animali, quindi sono importanti anche per gli animali. Poi c'è questa storia delle multinazionali, noi siamo gli schiavi delle multinazionali, eccetera, eccetera. La cosa fa ridere perché molti di noi non hanno mai preso mezza lira dall'industria, figurarsi dalle multinazionali, figurarsi gli schiavi. Sono delle idee assurde. Perché la ricerca tortura gli animali. Questo non è vero e ve lo farò vedere subito dopo. Come sono visti gli animali dalla scienza oggi? La scienza tiene conto del fatto che gli animali soffrono, che gli animali condividono molte caratteristiche con gli uomini. Per esempio le scimmie imparano, anche i cani imparano, no? Se voi chiamate il vostro cane, il cane viene, anche il gatto impara. Quindi non è che non lo sappiamo tutto questo, però è vero che anche la scimmia più intelligente non riesce a mettere insieme una frase, non fa la sintassi, come si dice. Quindi c'è una differenza fondamentale
tra gli uomini e gli animali, e questo non può essere dimenticato. Quindi la scienza tiene conto del fatto che gli animali soffrono, eccetera, e quindi gli animali vengono trattati bene. Quindi, in conclusione, noi possiamo avere tre posizioni. La posizione tradizionale del bimbo contadino, che ero io moltissime decine di anni fa, per i quali era normale trattare gli animali in un certo modo. Poi la posizione degli animalisti o specisti, i quali sostengono che l'uomo non ha diritto di fare nulla agli animali che possa provocare qualcosa di negativo per l'animale stesso. Ci sono quelli più sofisticati che dicono sì, va bene, non abbiamo più diritto. Prima è vero, abbiamo sviluppato tanti farmaci importanti, ma ora li abbiamo già sviluppati, quindi ora basta, non ne facciamo più. Credo che vi sia stato dimostrato il fatto che se non si continua a produrre farmaci, noi andremo indietro, basta pensare alla resistenza agli antibiotici, che è qualcosa di inevitabile, che richiede per forza che gli antibiotici vengano continuamente prodotti e riprodotti. E poi c'è la posizione degli scienziati e della scienza che dice gli animali li teniamo il meglio possibile, le gabbie saranno tenute bene, gli animali riceveranno un mangime adatto, sarà evitato che che contraggano malattie, eccetera, eccetera, anche perché poi fare esperimenti con gli animali che hanno contratto malattie è una specie di autosuicidio, no? Cioè uno scienziato che usa animali ammalati è un cretino, va bene? Cioè uno che perde tempo e basta. Li usiamo il meno possibile, ma ancora oggi è assolutamente indispensabile usarli. Allora qualcuno di voi potrà dire, ma tutte queste belle cose me le racconta lei, ma sarà vero? Sarà vero che poi siete così buoni e bravi? Beh, vi assicuro che è vero, gli animali ottenuti da allevamenti specializzati vengono stabulati, eccetera, eccetera, gli esperimenti si usano in condizioni assolutamente controllate e chi parla di torture, vivisezioni, eccetera, non sa di che cosa parla, e questo purtroppo è assolutamente vero. E questo è assolutamente indispensabile perché se no i soldi per fare la ricerca non ce li dà più nessuno, perché per esempio il bando Telethon che dice la Fondazione Telethon non finanzia esperimenti su animali a meno che non esistano alternative. Se si possono fare su cellule, allora noi non li finanziamo. Il ricercatore deve applicare rigorosamente le leggi italiane, il numero degli animali deve essere il minimo possibile, gli esperimenti proposti e le condizioni sono oggetto di valutazione, cioè se per caso si capisce che uno ha imbrogliato, non lo finanzieremo mai e poi mai più. E questo è assolutamente generale, è vero. Allora, purtroppo non siamo rimasti in molti, ma state attenti perché forse questo è il momento più importante di tutto quello che vi racconto. Qual è la situazione in Italia relativamente al problema degli animali? Guardate la linea più in basso, no? Di queste due. Quanti sono le persone che considerano accettabile il fatto che si usino gli animali? Circa il 50% le considera accettabile e il 50% dice assolutamente inaccettabile. Non si possono usare. C'è molta gente che è convinta che non si possano usare gli animali. Se però noi gli raccontiamo più o meno quello che vi ho raccontato io stasera, e che è scritto qui, voi non riuscirete a leggerlo, ma praticamente che gli animali saranno usati bene, che gli animali sono necessari per fare queste cose, per la valutazione di farmaci, se non li usassimo non potremmo sviluppare nuovi farmaci, come abbiamo visto, eccetera, eccetera. Allora il numero cambia, cioè basta che le domande vengano poste dopo avere risposto a 3 o 4 domandine, come è scritto qui in basso, allora le risposte cambiano. Cioè c'è circa il 20% delle persone che hanno cambiato idea, che ora trovano che
l'uso degli animali è accettabile. Cioè, in altre parole, il fatto che così tante persone considerino inaccettabile l'uso degli animali è il risultato semplicemente della grande ignoranza che esiste scientifica, che esiste nel nostro Paese. E se noi avessimo l'occasione, la possibilità di raccontare così come stanno veramente le cose, come abbiamo cercato di fare stasera, allora le persone che considerano assolutamente inaccettabile l'uso dei farmaci si ridurrebbe almeno del 20%. Io naturalmente credo che ognuno ha il diritto di pensarla come crede, sarei contento però se questo 20% delle persone fosse anche vegetariano, per esempio, cioè, oppure non si curasse con farmaci sviluppati nel corso degli ultimi 10 anni, facciamo, eccetera, eccetera. Siccome questo non è vero, so che c'è una incongruenza nel nostro Paese e ahimè dobbiamo accettarla. Ultimissima diapositiva vi faccio vedere. Questi sono 6 bambini che sono malati di una malattia genetica molto rara e che ora sorridono e crescono e avranno una vita assolutamente normale. Perché? Perché ci sono stati alcuni miei colleghi che si sono impegnati da questo punto di vista e utilizzando anche farmaci che sono stati sviluppati a partire da animali, sono riusciti a portarli da una morte certa, sarebbero già defunti tutti quanti, a una vita decente e dignitosa per il futuro. Io credo che guardando questi bambini c'è poco da dire, insomma, un po' di commozione ce la dobbiamo avere, no? Perché assolutamente è così. Vi assicuro che nessuno tortura gli animali, ahimè ancora oggi e probabilmente ancora per molti anni un uso ristretto di animali sarà necessario perché questi bambini e molti altri possano continuare a vivere dignitosamente, decentemente la propria vita. Vi ringrazio. Grazie Jacopo, grazie ancora Giuseppe. Potremmo iniziare